Dottor, c'è Don Saverio De Lucia, lo faccio entrare. Si capisce, avanti. Commissario, addetto avanti. Ah, non avevo capito. Caro Don Saverio, accomodatevi. Don Saverio, qua non ci siamo. Amo. Non scherzate, Don Saverio, qua ci stanno un sacco di segnalazioni. Sulla specie di circolo, diciamo così, dove voi tenete i vostri concertini, è diventato un covo di delinquenti. La gente del quartiere si lamenta, dice che fate casino a tutte le ore e c'è un viale di gente di malavita, pregiudicate e prostitute che vanno e vengono. E perché qua? Ma che state dicendo? Noi li interroghiamo, li facciamo parlare. Io li faccio cantare, gli insegno la musica. Ma insomma, Don Saverio, ma voi dopo una giornata intera passate a fare l'assistenza agli anziani, alla sera tenete ancora la fantasia per cantare la gente, ma non dormite mai. Eppure il Padre Eterno ogni tanto si riposava. Poi, diciamoci la verità, per i giovani ci sarebbero tante altre cose più utili da fare. Imparare un mestiere, per esempio. Lo so che ci stanno cose più utili, ma che se saccio fare e che se faccio? E poi ho scoperto che l'unico modo per tenerli insieme è cercare di capirli e stargliene un po' più vicino. Stargli un poco più vicino. E secondo voi, caro Don Saverio, un delinquente con 2 ore di musica diventa onesto? Non ho detto questo, commissario, ma almeno per 2 ore non fa il delinquente. E magari sogna. Per me così è stato. Pure io quando ero guaglione. Mamma mia, c'hanno proprio un biglietto. Commissario, ma voi vi piace? Niente di meno. Mi piace tantissimo. Quando ma è posso l'ascolto pure. lunghissima. E a dire per la verità mi aiuta a distrarre, spronziano un po'. E immaginatevi a farlo quando può aiutare. Ma almeno cercate di non fare nuovo. Comunque Don Saverio, statemi a sentire. I delinquenti sono delinquenti. Forse voi non lo sapete, ma chi è stato in galera, prima o poi, la torna. Ma se io dovessi venire con la squadra alla bascia, ma quanti ne dovrei arrestare? Tutti quanti, compreso me. Perché se è vero che chi è stato in galera, prima o poi là deve tornare. Allora diciamo che pure io, praticamente. Siete stati in galera? Perché? Siete stati in galera? Cappellano? No. Vabbè, Don Saverio, io vi ho avvertito. Voi fate quello che volete. Ma ricordatevi che il mondo è pieno di figli di zoccolo. Don Saverio, figli di zoccolo. E chi non lo è?